La cannabis light potrebbe essere pericolosa, così si è espresso il Consiglio Superiore della Sanità, mettendo di fatto a rischio la vendita della canapa con un bassissimo contenuto di THC. Ma nel negozio Moxa di via San Francesco a Treviso, che ha aperto i battenti da pochi mesi, nessuna preoccupazione. Si è espresso, per cui ha detto un parere. Hanno detto potrebbe essere dannosa, ma ciò non toglie che non dicano che non lo è. Qui il target di clienti va dai 30 agli 80 anni, la vendita è solo di prodotti ad uso tecnico, cioè non vi è alcun utilizzo. Ad oggi la cannabis light non è regolamentata, possiamo venderla come oggetti ad uso tecnico, per cui non c'è nessuna assunzione, quindi diciamo non può essere dannosa. Ora, di fronte al parere del Consiglio Superiore della Sanità, i gestori dei negozi di cannabis light attendono una regolamentazione. Attendiamo anche noi che ci sia una legge che regolamenta tutto quanto. E come accade spesso di fronte a certe tematiche, anche i cittadini si dividono. Lo trovo molto più efficace di tante altre cose chimiche che si danno. Tutta onestà, io sono assolutamente favorevole. La provo per dei dolori alla mal di testa cervicali, dormo bene, mi rilassa e quindi sono favorevole. Credo che il parere debba essere dato dai medici, che sono i competenti in materia, non sull'onda di liberalizziamo tutto o proibiamo tutto. Mi affiderei ai medici, alla scienza.